Dopo un tour di Palermo che ci ha portato a scoprire una delle città siciliane più grandi e conosciute con un legame forte con la nostra terra, è ora il momento di tornare a bordo. Il viaggio tra la musica, arte e cultura napoletana prosegue. Stasera a salire sul palco è Luciano Capurro, una voce rara di te Giuseppe Di Stefano, che ci guida come un cicerone tra le note della grande musica napoletana, da quando tramonto sole a notte lucente, da Salvatore Gambardella a Sergio Bruni. È un'esperienza meravigliosa, ho già vissuto lo scorso anno, quest'anno abbiamo bissato. I motivi sono tanti. Innanzitutto il concetto principale è quello di portare appunto la nostra tradizione in giro per il Mediterraneo e gli scambi culturali che ci sono quando scendiamo a terra, e poi avere un pubblico che insomma prenota proprio questo viaggio, oltre che per vivere le bellezze chiaramente della navigazione, ma anche per creare una grande famiglia attorno a questa tradizione che noi dobbiamo comunque portare sempre avanti e rinnovarla. Io porto un cognome famoso, pronipote del grande poeta Giovanni, che ha scritto l'inno nazionale italiano del mondo, e quindi è un compito, è qualcosa che ho nel DNA. Gli spettacoli della nostra crociera non sono però solo momenti di leggerezza, ma occasioni di divulgazione e conoscenza, soprattutto per i viaggiatori più giovani. Sono degli incontri molto piacevoli, soprattutto generano un boomerang di emozioni, no? Perché ti portano a fare veramente un viaggio certe volte, per me che sono giovane, anche con una napoletanità che totalmente non conoscevo. Quindi è solo un crescere anche da questo punto di vista proprio di appartenenza al nostro territorio. Roberto Colella, Napoli Antica, Medeo Colella sono solo alcuni degli artisti che stanno salendo sul palco della nostra crociera, che fonde tradizione ed innovazione, musica, arte e cultura. La tradizione però è ancora capace di arrivare dritta al cuore del pubblico, dei nostri ospiti, ma anche del pubblico internazionale che è qui sulla nave. Quindi noi siamo felicissimi di avere questo mix di cultura, possiamo dire, perché sono tante sfaccettature della nostra cultura e noi siamo felicissimi e fierissimi di avere appunto un cast così ricco, diverso, ma che arriva tutto dritto al cuore dei nostri ospiti. Non c'è bisogno di andare a divina luce.